breve racconto di inizio Novecento di Grazia Deledda giunge in scena a Nuoro con un allestimento inedito sotto forma di concerto narrativo. Si è tenuto ieri pomeriggio presso la Corte dello Spazio Lisso di Nuoro, partner dell'evento, lo spettacolo La Regina delle Tenebre, opera musico-teatrale tratta dall'omonima novella di Grazia Deledda e firmata dall'Associazione Culturale Tra Parola e Musica, Casa di Suoni e Racconti. Un'opera che è sinfonia di parole e suoni riprodotti dalla voce dell'attrice e cantante Emanuela Ragusa, che restituisce con sensibilità il dramma esistenziale del suo personaggio, Maria Magda, e dalla chitarra del musicista Andrea Congia. Una performance che mescola linguaggi artistici e modalità espressive e che vede il sostegno di numerosi partner, oltre al patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana e del Comune di Cagliari, della Municipalità di Pirri e della Fondazione di Sardegna. Oggi siamo onorati di essere qui dentro lo Spazio Lisso, che rappresenta comunque uno dei luoghi legati ad una delle case editrici più importanti del panorama editoriale della Sardegna. Anche noi nel nostro modo, cioè nel modo di trasformare in scena i libri della nostra tradizione, contribuiamo a divulgare, a diffondere, a far conoscere la nostra letteratura del nostro popolo. Rappresento la Regina delle Tenebre in tutte le sue sfumature, sfaccettature, quindi sono un po' narratrice, ma pian piano anche la narratrice stessa, che ovviamente nel testo è Grazia Deledda, si trasforma in quello che vuole essere l'artista